Io vi ringrazio della presenza, vi parlerò da insegnante ad insegnante, anche se sono ormai molti anni che ho lasciato l'aula pentendomene amaramente. Mi rammarico però di non aver mai avuto l'occasione di fare l'esperienza che ritengo fondamentale, che è quella dei bambini piccoli. Io ho insegnato fino a quando sono rimasto dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione per qualche anno alle scuole medie e poi dopo il concorso per diversi anni alle superiori, insegnavo lettere. Ho fatto semplicemente qualche scambio in quegli anni perché avevo i bambini alle elementari, ero stato eletto presidente del consiglio del circolo, i miei colleghi delle elementari erano anche amici. Ho fatto qualche esperienza, però molto, molto marginale, quindi non posso dirvi nulla di definitivo ovviamente, ma non posso dare a voi se non qualche racconto di esperienze fatte anche nella scuola, soprattutto perché siete voi le persone che conoscete e le scolaresche e le famiglie e la competenza attiva iniziale dei bambini, e soprattutto siete voi e soltanto voi in grado di motivarli, di far diventare questa conoscenza possibile una scelta d'amore e non una costrizione. Voi sapete molto meglio di me, dal momento che vi occupate di queste fasce di età, che i primi anni sono quelli nei quali non soltanto si forma in maniera chiara la personalità di ciascuno, come dicono le scuole psicologiche di tutto il mondo, soprattutto quelle più attente ed acute, ma sono anche gli anni in cui la capacità di apprendimento è talmente formidabile, lo dico proprio nel senso etimologico del termine, da far paura, che il bambino è praticamente un'arca che si può riempire di tutto quello che è possibile metterci dentro, a patto che il bambino sia motivato. Dicevo, voi sapete molto meglio di me che l'apprendimento delle lingue avviene nella maniera migliore proprio in questi anni, e sapete altresì che forse non avete mai sentito questa frase di un sardo illustre vissuto un secolo e mezzo fa circa, un prete archeologo, il canonico Spano di Ploaghe, che diceva: ischire l'imbazos è sabiduria, conoscere le lingue equivale a diventare saggi. Quindi più lingue il bambino conosce, più lingue noi stessi adulti conosciamo, e più ci arricchiamo spiritualmente. Questo è un dato di fatto che credo non possa essere soggetto a controversie, però è anche vero, e lo accennava riferendosi a Wagner implicitamente Pietro Pintori, che non c'è lingua del mondo, per quanto bella, per quanto ricca, per quanto gloriosa anche come letteratura, nemmeno il greco antico, tanto per dire una lingua gloriosa e insuperata in certi ambiti, che possa far suonare gli strumenti musicali interni nostri di adulti e di bambini quanto la lingua materna, anche quando ci sembra una lingua povera, anche quando non ne abbiamo competenza attiva, anche quando ci sembra un che di superfluo, per non dire di inutile, una perdita di tempo. C'è una bellissima favola che voi sicuramente ricorderete, perché vi sarà capitato probabilmente questo testo come lettura scolastica oppure come lettura di svago, una bella favola che Omero racconta all'interno della favola principale di Ulisse, dell'Odissea,
quando vuol far capire quale importanza abbia la terra innanzitutto, perché lo diceva per accenni Pietro Pittori, non c'è lingua che non abbia un riferimento di terra e di gente. È una storia stupenda, modernissima, quella che Omero racconta, io ve la riassumo in poche parole. Quando Ulisse è prigioniero di una ninfa che lo nasconde, non a caso quella ninfa si chiama Calipso, che vuol dire colei che nasconde in greco. 7 anni d'amore trascorre Ulisse con questa ninfa, che era quindi, come ninfa, immortale e non soggetta a vecchiaia. A un certo punto Ulisse, che poi faceva una vita da sogno, viene preso dal rovello del ritorno, vuole tornare a Itaca. Perché? Per uno di quei meccanismi che noi non sappiamo spiegare e che Omero lascia volutamente nell'indeterminatezza, e Calipso, che non vuole che Ulisse vada via, gli promette in questa bella favola 2 doni tutti insieme, e questi doni sono i doni più belli che si possano promettere ad un uomo o a una donna. Calipso dice ad Ulisse: se tu non parti, io ti renderò immortale. Non solo per conquistarlo ulteriormente, ti farò restare perpetuamente giovane. Immortale e sempre giovane. Cioè, voleva dire, Calipso, non commetterò l'errore che secondo un'altra bella storiella greca antica aveva commesso l'Aurora quando si era innamorata di un uomo mortale, lo aveva reso immortale dimenticando di chiedere al destino la perpetua giovinezza di Titone, per cui l'Aurora era sempre bella, aveva sempre le dita colore di rosa, e Titone invece rimaneva vivo ma invecchiava, e quindi questa fanciulla si ritrovava un patriarca accanto. Calipso no, Calipso dice ad Ulisse: io ti farò diventare immortale, ti lascerò sempre giovane. E Ulisse rifiuta questi 2 doni, sapendo benissimo che tornando a Itaca sarebbe invecchiato, probabilmente sarebbe morto anzitempo, perché sarebbe morto, era sicuro, ma probabilmente sarebbe morto anzitempo perché ad Itaca, insieme ai parenti e agli amici, aveva i nemici che gli insidiavano trono e moglie, come racconta Omero. E allora perché Omero intesse questo gioiello di racconto interno al racconto principale? Proprio perché vuol trasmettere al suo lettore una morale della favola senza dettargli la regoletta, secondo cui non c'è nessuna terra al mondo, per quanto bella come la terra in cui lui si viveva con Calipso, non c'è nessun'altra gente al mondo che valga quella terra e quella gente nella quale uno è nato. Questo piccolo riferimento antico vorrei, perché il discorso sia chiaro, legarlo ad un altro artista di tutt'altro genere, un regista cinematografico vivente, uno dei registi del cinema mondiale più apprezzato attualmente, sicuramente uno di quelli che passeranno alla storia del cinema, un regista polacco che si chiama Kieslowski. Non so se a qualcuno di voi è capitato di vedere o al cinema o in televisione qualche film di Kieslowski. Tra l'altro è autore del cosiddetto Decalogo, sono 10 film tipo i comandamenti. In uno di questi film, in cui si parla di tutt'altro, è una storia triste ma che non ha riferimento diretto né all'etnia né alle lingue minoritarie né alla lingua materna. La scena è questa: in un'aula grande all'incirca quanto questo locale, disposta ad anfiteatro come tutte le aule universitarie, è un professore di università che esegue degli esercizi
di analisi matematica alla lavagna con un suo allievo, apre una parentesi quasi casuale in cui, dopo aver scambiato qualche battuta con il suo allievo, il professore quasi lo ammonisce e gli dice: tu potrai apprendere tutte le lingue del mondo, in ciascuna di esse avere una competenza attiva tale che ti possa permettere di fare in ciascuna di queste lingue discorsi su ogni genere di materia. Bene, nessuna di queste lingue da sola, e tutte queste lingue messe insieme non riusciranno a ridarti tutto quel mistero, tutta quella suggestione, tutto quell'amore e quelle virtù di riferimento che ti può dare la tua lingua materna. Se questo è vero, voi capite benissimo che non si tratta né di una perdita di tempo né di una acquisizione di superstrato come dicono gli archeologi, cioè mettiamo, ho già 3 coperte, fa freddo, mettiamo una copertina un po' più leggera, non serve a niente, però la mettiamo, può darsi che poi tardi la notte faccia freddo. No, non è una questione né di ornamento né di sovrastruttura, è una questione spirituale, non una questione accademica. Naturalmente sarebbe sterile il tutto, a mio modesto parere anche di ex insegnante, sarebbe modesto, molto modesto e deprimente, oltre che deludente, se questo recupero noi lo concepissimo come chiusura. Lo diceva bene Pietro Tintori e lo accennava anche Giorgio Muggia: il possesso, la riscoperta festosa però della propria radice linguistica serve a metterci in comunicazione con gli altri. Proviamo a vedere come, anche ad iniziare dai più piccini, che sono tra l'altro quelli più svegli, si possa partire anche qui a Sydney. Ovviamente dico cose di carattere generale perché, ripeto, non conosco la realtà, anche se ho molti amici di Sydney, anche se ne capisco la parlata, non conosco però la dimensione e le stratificazioni interne alla comunità, quindi sarebbero parole sprecate al vento. E per non sprecarne partiamo proprio dalla parola in se stessa, la parola. Noi ne diciamo tante, forse troppe di parole, spesso non le onoriamo nemmeno come dovremmo, ma se noi riflettessimo sul potere che ha la parola in sé, in qualunque lingua uno si esprima, probabilmente torneremmo a dare ragione a quel bellissimo inizio del Vangelo di San Giovanni, in cui la parola viene paragonata a Dio. In principio era la parola e la parola era presso Dio e Dio era la parola, ma se Dio era la parola non potremmo dire, per una di quelle proprietà che adesso non mi ricordo più come si chiamino, anche la parola è divina. E allora, partendo anche semplicemente dalla parola, dalla suggestione, dalla musica di una parola scelta per gioco con i vostri bambini, voi potete costruire con gli strumenti didattici che sicuramente, soprattutto riferiti a questa fascia di età, possedete in misura larghissimamente superiore a quella che posso possedere io, potete essere in grado di giocare, di far giocare i bambini, perché è importante, il bambino impara una lingua in quella che, con una espressione bruttina perché ripetuta, si chiama la dimensione ludica. Cioè io faccio giocare il bambino e il bambino impara senza accorgersene, si diverte e si arricchisce interiormente. Perché dico la parola? Perché una parola sarda scelta, starei per dire anche a caso, vi permette di inserirla, di vestirla per esempio di filastrocche, di sapere proverbiale, di poesia,
di canzone sia di musica popolare che di musica colta è vederla innanzitutto come suono e poi mano a mano che la curiosità e l'entusiasmo dei bambini, perché sapete molto meglio di me quanto i bambini siano capaci da un lato di annoiarsi ma dall'altro anche di entusiasmarsi. Se i bambini si entusiasmeranno o comunque parteciperanno, su quella parola poi potete fare anche dei percorsi a ritroso. Perché questa parola? Da dove viene? Non di tutte le parole sarde è chiara l'etimologia, perché noi abbiamo nel nostro sostrato di lingua, questo discorso vale sia per il campidano che per il logudoro, diciamo pure dei patrimoni, così ci capiamo, un patrimonio, una larga parte del patrimonio del sardo, forse la parte più larga e più importante, è quella che viene dal latino. Noi, come sardi, siamo titolari di una lingua, di una delle tante, forse è esagerato, di una delle molte lingue che derivano dal latino. Non è che noi siamo derivati dall'italiano, noi deriviamo direttamente dal latino come patrimonio lessicale, però poi abbiamo un superstrato spagnolo anche molto importante e un terzo superstrato italiano. Potremmo aggiungersene anche uno, diciamo, multilingue, che si riferisce alle parole straniere di più recente acquisizione e si sono accumulate come superstrato non soltanto sul sardo ma anche sull'italiano. Pensate all'uso e all'abuso delle parole inglesi in italiano, anche quando esisterebbe un termine italiano molto più bello, tra l'altro. In Spagna stanno già iniziando a ribellarsi anche alle denominazioni dei negozi in inglese, hanno trovato il corrispettivo spagnolo, evidentemente gli sono meglio, ma in Spagna sono molto più avanti di noi in questo. Anche le grandi catene di negozi o di fast food in Spagna non hanno fortuna nella denominazione americana o inglese, ma vengono ribattezzati. Se è vero che la lingua sarda ha tutte queste esperienze del passato remoto e recente, è anche vero che su questo si possono intessere dei discorsi che portano molto lontano, anche in ambito di scuola elementare, guardate, soprattutto se, come credo anche qui, i bambini fanno una o più lingue straniere. E allora veramente il bambino si arricchisce, ma credo che anche gli adulti si arricchiscano. Chi fa il mestiere che fate voi ora con passione sa che è un mestiere anche brutto chiamarlo mestiere, è un lavoro che appassiona, che non annoia e che arricchisce di volta in volta, nonostante io ricordi bene i tempi in cui facevo l'insegnante anch'io, erano tempi di lamentele, di insoddisfazioni, però in fondo noi amavamo il nostro lavoro e in confidenza vi posso dire che quanto questo lavoro sia bello lo capisce soltanto chi lo lascia, come è successo a me, che mi sono pentito dal giorno successivo. Tornando al nostro discorso di approccio con i ragazzi, ritengo, l'ultima cosa che vi vorrei comunicare più che altro come testimonianza, però invitandovi al dialogo, ritengo che più useremo tutti, che dovrò fare anch'io in qualche scuola di un'altra provincia degli incontri con ragazzi delle medie e delle elementari anche su questa materia, quanto più noi useremo strumenti paralleli, solo apparentemente marginali, però ecco, quanto più useremo questi strumenti, tanto più
riusciremo a coinvolgere i ragazzi in un'operazione che, torno a ripetere perché questo è un rischio sempre presente nella scuola, credo, senza che questo appaia come un'imposizione, perché l'imposizione genera rigetto, deve essere una scelta amorosa, altrimenti è sterile. Se riusciremo a motivarli, allora potremo introdurre, faccio un esempio, un compact disc di canzoni sarde, non soltanto quelle tradizionali, poniamo, anche quelle di oggi, quelle ornate con musica che ha soltanto poche assunzioni dal patrimonio tradizionale, insieme con quelle tradizionali. Però voi qui avete un patrimonio ricchissimo, questo lo so, perché è comune a tutta questa zona, di moduli metrici e musicali. Faccio solo qualche esempio: Saganzoni a curva, bellissimo modulo che ha prodotto dei testi poetici di assoluto livello. Le canzoni della Chiesa, le laudi dei santi, Sgorcius credo che si chiamano qui, Sudrallallero, Sandi Mironnai, tanto per citarne alcuni solo del patrimonio di base. Voi vi prendete un testo, anche un testo divertente, lo fate ascoltare, lo analizzate, i bambini in poco tempo lo imparano a memoria e intanto hanno già incamerato, senza essersene accorti, un certo numero di parole che rimangono nel loro computer e che domani sentiranno. Meglio ancora, e anche qui non avete che l'imbarazzo della scelta, voi prendete un testo poetico d'autore, e sono moltissimi poeti nella variante campidanese che negli ultimi anni, io faccio parte ad esempio della giuria del premio di Ozieri, negli ultimi anni abbiamo premiato il primo premio molti poeti del Campidano, anche giovani. In questi ultimi anni devo dire soprattutto signore, ragazze. I libri sono anche pubblicati, i testi sono modernissimi, senza rima, senza l'obbligo di un metro particolare, quindi avete entrambi gli ambiti di scelta in questo campo. Non parliamo poi dello strumento, della musica in se stessa, del patrimonio musicale, dei balli ad esempio, e degli strumenti dell'etnia nostra, quelli peculiari, esclusivi come la Montes. Con questo e con altro, ogni tanto do uno sguardo all'orologio, sto parlando a troppo tempo, quasi da 25 minuti, me ne scuso, invitandovi ad intervenire. Torno a ringraziarvi e vi saluto e vi auguro buona